I finanzieri del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Caltanissetta, nell'ambito delle attività a tutela della spesa pubblica nazionale, hanno eseguito una capillare attività di polizia economico-finanziaria nella provincia nissena che ha portato alla revoca dell'erogazione del reddito di cittadinanza verso 90 soggetti di nazionalità italiana ed estera, con un'accertata indebita percezione del beneficio di circa 600 euro mensili. Gli approfondimenti sono stati svolti dai reparti della Guardia di Finanza di Caltanissetta, Gela e Mussomeri attraverso l'analisi di documenti, istanze e riscontri attraverso la banca dati disponibili, consentendo di scovare numerosi soggetti che hanno falsamente attestato i requisiti necessari all'accesso alla misura di assistenza e pertanto avviato l'iter di revoca e successiva restituzione delle somme da parte dell'INPS. Le irregolarità maggiormente riscontrate riguardano la falsa attestazione dei requisiti di residenza, permanenza sul territorio, emersione di parallele posizioni lavorative o reddituali, nonché dichiarazioni mendaci sulla composizione del nucleo familiare, tutte condizioni a vario titolo necessarie per avere l'accesso al beneficio. L'attività svolta dalle Fiamme Gialle di Caltanissetta e provincia ha rappresentato un ulteriore importante risultato del costante impegno nella prevenzione e repressione degli illeciti nel settore della pubblica assistenza a presidio della legalità, della equa redistribuzione delle risorse alle fasce sociali che versano in condizioni di indigenza.